Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di Neo Sicilia. In apertura gli aggiornamenti sull'inchiesta della Guardia di Finanza di Catania che ha svelato un sistema di corruzione radicato nel settore sanitario. La Regione ha chiesto ai direttori dei policlinici di Messina e Catania e dell'ASP di Siracusa e Ragusa una relazione esaustiva e chiara relativa al percorso di acquisizione dei dispositivi oggetto dell'indagine, nonché la verifica delle dimensioni di opportuna valutazione di appropriatezza clinica in ordine alle procedure eseguite. Bonificato dalla cenere dell'Etna, torna operativo l'aeroporto di Catania Vincenzo Bellini. L'unità di crisi ha disposto la riapertura totale e completa dello scalo. La SAC comunica che potrebbero verificarsi alcuni temporanei eventuali ritardi dovuti alla riorganizzazione delle operazioni. Un'altra tartaruga caretta ha scelto le coste palermitane per deporre le sue uova. Il nido è stato trovato a Trappeto e i volontari del WWF hanno provveduto a recintare l'area informando le autorità locali per proteggere la zona di deposizione. Grande festa a Catania dove Santa Fiducia ha compiuto ben 108 anni. Il sindaco Trantino, il vice sindaco La Greca e l'assessore Porto hanno portato il saluto della comunità alla nonnina, che è la più longeva della città. E in chiusura il meteo, pressione stabile in Sicilia per la giornata di domani, ancora sole e caldo, temperature in ulteriore aumento fino a 34 gradi. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata!